Iniziamo, Gisella, va bene. Bene, buongiorno a tutte e tutti. Possiamo iniziare. Possiamo prendere posto, fare un po' di silenzio e iniziamo. Per voi. Io sono Roberto Loddo, faccio parte del direttivo regionale dell'Associazione Sarda per l'attuazione della riforma psichiatrica. Oggi celebriamo il trentennale della fondazione dell'Associazione Sarda per l'attuazione della riforma psichiatrica, un'associazione di familiari, di persone che vivono esperienze di sofferenza mentale e operatori della salute, nata nel 1986 con i manicomi e le pratiche manicomiali ancora attive e aperte. Celebriamo questa giornata il 10 dicembre. Perché il 10 dicembre? Perché oggi in tutto il mondo si celebra la giornata internazionale dei diritti umani, viene celebrata l'approvazione della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e in Sardegna dal 10 novembre al 10 dicembre a oggi viene praticato un mese intero di iniziative che concluderanno oggi da parte di un comitato di organizzazioni sensibili ai diritti umani, civili e sociali, organizzazioni liberi cittadini, che hanno deciso di connettere il mondo dell'arte, della cultura, della conoscenza e con le pratiche dei diritti in un mese intero di iniziative. Noi abbiamo deciso non di fare una celebrazione testimoniale di un trentennale di un'organizzazione che si occupa di diritti, ma di attivare un confronto tra persone che hanno accompagnato questo percorso politico culturale durato più di un trentennio. Sono numerose le personalità che interverranno oggi, da stamattina fino all'una, poi faremo una pausa dall'una fino alle 2:30 con un buffet previsto nella sede dell'Associazione Sarda per l'attuazione della riforma psichiatrica in via Romagna, nel padiglione E della salute mentale, poi riprenderemo i lavori alle 2:30, 15. Noi abbiamo organizzato questa presentazione del trentennale per stimolare un confronto e un dibattito su quello che è soprattutto lo stato dei servizi di salute mentale in Italia e in Sardegna, denunciare il mantenimento di pratiche coercitive e manicomiali nei servizi di salute mentale, offrire soluzioni e proposte che provengono dal movimento dei familiari e delle persone che vivono esperienze di sofferenza. Durante la giornata di oggi verranno illustrate tante buone pratiche e tanti progetti. La parola adesso a Gisella Trincas, la presidente dell'Associazione Sarda per l'attuazione della riforma psichiatrica e anche presidente dell'Unione Nazionale delle Associazioni per la Salute Mentale. Grazie, buon trentennale. Allora, io non ho preparato una relazione perché volevo un po' che questa giornata fosse non una celebrazione, ma una raccontarci, quindi parlare tra di noi e raccontarci di un percorso lungo, importante, faticoso, impegnativo, che è un percorso di vita, di impegno
individuale per ciascuno di noi, ma è principalmente un percorso collettivo, e quindi questa è una storia collettiva, è una storia che riguarda non solo la nostra organizzazione, l'ASARP, e quindi quello che noi in questi 30 anni abbiamo fatto, abbiamo tentato di fare, abbiamo anche costruito, e quello che pensiamo di continuare a fare anche nei giorni futuri, ma è la storia di un movimento importante che nasce esattamente nel momento in cui costituiamo l'Associazione Sarda, ed è un movimento nazionale di organizzazioni di familiari e di persone che vivono l'esperienza della sofferenza mentale, quindi è una storia locale, una storia regionale, ma è una storia che ha impegnato tutto il nostro paese, su tutto il territorio nazionale, che ha visto la partecipazione e l'impegno di un numero innumerevole di persone. Quando noi abbiamo lanciato questa sfida 30 anni fa, eravamo molto giovani, quindi poco più che trentenni, no? Molti di noi, forse noi eravamo anche i più giovani del gruppo, e venivamo da un'esperienza, alcuni di noi familiare, come me, come mia sorella Paola, come tanti altri, oppure da un'esperienza di persone impegnate nei servizi di salute mentale, come Sandro Montigi e anche altri. Ma era anche un impegno che ha visto immediatamente sul campo, e questo forse è anche l'aspetto più importante, le persone che vivevano e che vivono l'esperienza della sofferenza mentale. Le prime persone che si sono avvicinate all'associazione quando l'abbiamo costituita 30 anni fa sono state proprio le persone che utilizzavano i servizi, e lo hanno fatto direttamente, spontaneamente, sapendo di noi, leggendo di noi, seguendoci anche sulla stampa in quelle giornate molto frenetiche. E quindi da quel momento, quindi dal momento della sua costituzione informale prima e formale dopo, l'ASARP è sempre stata l'organizzazione delle persone che vivono l'esperienza della sofferenza mentale. Noi abbiamo cercato da subito di portare avanti un impegno che non fosse di delega, cioè delegare ad altri quella che era una nostra precisa assunzione di impegno e di responsabilità diretta. Cioè noi abbiamo scelto da subito di essere protagonisti di questo percorso di cambiamento e di grande rivoluzione culturale. E quindi sapete, molti di voi, quanto questo è stato difficile e faticoso, perché erano gli anni in cui la legge 180 era stata promulgata da pochi anni, e quindi erano gli anni in cui i manicomi erano aperti. Le risposte alle difficoltà, alle sofferenze delle persone, alle fatiche dei familiari, alla disperazione anche dei familiari era ancora la risposta del manicomio, era la risposta della istituzionalizzazione forte, dell'allontanamento da sé, della sofferenza e della difficoltà. E quindi quegli anni, quei primi anni di impegno civile, ma di impegno politico nel significato più alto di questo termine, era un impegno contro l'istituzione manicomiale, era un impegno in difesa di una legge che noi consideravamo
fondamentale, l'unica che poteva cambiare i destini delle persone, quindi la legge 180, e noi avevamo scelto allora di darci un nome che richiamasse esattamente a questo impegno, a questa lotta, cioè noi volevamo l'attuazione pratica della legge 180 perché ne avevamo compreso fino in fondo il profondo significato culturale, di trasformazione culturale, di lotta vera contro le istituzioni totali. E quindi anche nella costruzione del nostro statuto, oltre che nella nostra azione quotidiana, questo era il nostro faro, cioè il nostro punto di riferimento forte, la lotta per la piena attuazione della legge di riforma, della legge 180, e quindi di conseguenza della legge di riforma sanitaria della 833. Sono state anni faticosi perché le istituzioni, molte istituzioni, non vedevano molto favorevolmente questo impegno, questo nostro metterci così anche in discussione, mettere, come dire, anche le nostre storie, raccontare le nostre storie anche personali per far capire alle persone che cosa significava questa lotta e questo impegno. Io ricordo da una parte l'entusiasmo straordinario di un numero importante di persone che ogni giorno incontravamo, però ricordo anche gli attacchi, ricordo anche le dichiarazioni come dire che tendevano a sminuire l'importanza di una organizzazione di familiari e di persone che utilizzavano i servizi. Ma credo che noi con il lavoro quotidiano, quindi con questo nostro lavoro che era finalizzato principalmente a parlare con le persone, a discutere con le persone, quindi non solo i familiari e le persone direttamente interessate, ma la collettività, la gente, andare a parlare nei quartieri, nelle scuole, incontrare gli studenti, parlare con i cittadini che pensavano di non essere toccati da questo problema, e ancora oggi ci sono molte persone, molti cittadini che pensano di non essere toccati dal problema della salute mentale, della sofferenza mentale. In tanti pensano che sia una questione che riguarda altri, quelli matti, quelli che diventano matti perché hanno qualcosa nel cervello che non funziona, che non ha funzionato e quindi li porta poi a perdere la ragione. Ci sono tante persone che ancora pensano questo, e quindi il nostro impegno era ed è non solo orientato verso l'organizzazione, quindi combattere il manicomio, combattere le cattive pratiche e lavorare per un'organizzazione dei servizi che rispondesse in maniera puntuale, adeguata, qualificata, professionale, umana alla complessità della sofferenza mentale, ma era anche un lavoro proprio culturale, cioè tentare di cambiare la cultura nella testa delle persone, quindi non solo degli operatori, dei rappresentanti istituzionali, di chi aveva responsabilità di governo, ma tentare di cambiare la testa della gente, a partire dalla nostra testa ovviamente, perché anche noi avevamo molte cose da superare, noi stessi, no?
anche quando molti familiari, ieri come oggi, tentano la delega, no? Di delegare ad altri la soluzione del problema, no? Come se ci fosse qualcuno che con un colpo di bacchetta magica può cambiare la vita e la storia delle persone, no? Cioè, ognuno di noi è responsabile della vita e della storia delle persone. Noi l'abbiamo fatto, abbiamo tentato di farlo in maniera collettiva, quindi in maniera responsabile. In questo nostro percorso, quindi, che è innanzitutto un percorso emancipativo, no? Quando noi diciamo che le persone che vivono la condizione della sofferenza mentale devono emanciparsi, no? Devono riprendersi la vita, devono ripartire dalle sofferenze e dalle difficoltà per tentare nuovi percorsi, per riprendersi la vita e garantirsi una esistenza di qualità. Questi sono percorsi appunto importanti, culturali, ma ancora oggi ci sono delle persone che tentano di delegare ad altri. Ancora oggi ci sono molti familiari che vivono delle situazioni di grande difficoltà, che pensano che rivolgendosi ad un servizio di salute mentale o all'associazione dei familiari, all'improvviso le cose si sistemano, si mettono a posto. Noi abbiamo sperimentato in questi 30 anni che così non è, che non è così, che occorre una rimessa in discussione di se stessi, di come abbiamo fino a quel momento vissuto le nostre relazioni anche all'interno delle nostre famiglie. E quindi noi abbiamo capito che bisognava lavorare insieme, che bisognava insieme costruire percorsi di cambiamento, quindi percorsi di cambiamento che coinvolgono tutti, che coinvolgono l'intera sfera della comunità. Quindi lottare contro il manicomio, quindi contro ciò che il manicomio rappresentava, significava e significa ancora oggi lottare per un modello sociale diverso, lottare per la costruzione di relazioni umane e relazioni sociali diverse, quindi quelle relazioni che accolgono, quelle relazioni che partono dall'assunzione della responsabilità della vita nostra e della vita degli altri, e quindi lottare per una società giusta, per una società che accoglie, per una società che risponde in prima persona ai bisogni degli ultimi, delle persone che più faticano di chiunque altro. E quindi costruire un modello di società di questo tipo chiama all'impegno e alla responsabilità ognuno di noi, e quindi primi fra tutti organizzazioni come le nostre, quindi organizzazioni di familiari e di persone che vivono le difficoltà, che vivono le fatiche, che vivono la povertà, che vivono i disagi, che vivono l'abbandono. Quindi questo è la filosofia di fondo che ha accompagnato la nostra storia e le nostre pratiche. Noi però nello stesso tempo abbiamo anche tentato di costruire concretamente delle cose, perché volevamo anche dare dimostrazione concreta di come la vita delle persone, di come i destini delle persone potevano essere altri se si costruivano delle opportunità, se si pensava di dare alle persone delle opportunità altre, no? E quindi negli anni l'associazione, oltre a partecipare alla costruzione della rete, di questa rete nazionale importante, poi questo mio ragionamento lo riprenderà Maria Grazia Giannichedda, che è stata la persona che insieme a me in quegli anni ha
avviato la costruzione del movimento nazionale delle associazioni dei familiari e delle persone che vivono l'esperienza della sofferenza mentale insieme a Franca Ongaro Basaglia, e poi tante altre compagne e compagni di viaggio. Quindi noi abbiamo voluto tentare anche delle cose, quindi non poteva essere solo un lavoro culturale, politico, di sensibilizzazione, di ascolto, ma doveva essere anche un lavoro pratico, concreto, no? Di dimostrazione. Cosa si fa, come si può migliorare la vita delle persone, come si possono alleggerire i carichi delle famiglie, le difficoltà delle famiglie. Quindi lo sportello aperto tutti i giorni, proprio dal primo giorno in cui abbiamo costituito l'associazione, noi abbiamo aperto una comunicazione diretta con le persone e abbiamo costruito delle cose. Quindi abbiamo costruito la cooperativa sociale a Sarpuno, di cui ci parlerà Stefani. Abbiamo costruito Casamatta. Casamatta nasce negli anni in cui il manicomio era aperto, a Cagliari, in Sardegna, e in Italia la stragrande maggioranza dei manicomi erano ancora aperti nel 95, quando noi lanciamo la sfida di Casamatta, una casa normale dove abitavano dal 95 abitano ancora delle persone, 7 persone che vivono l'esperienza della sofferenza mentale, ma in una dimensione di normalità, di vita normale, come la vita di ognuno di noi, la vita a cui aspira ciascuno di noi. Loro con grandi fatiche, ovviamente, con grandi difficoltà, con le loro sofferenze, e quindi persone che utilizzano i servizi di salute mentale, ma che hanno anche la capacità di abitare insieme in un piccolo nucleo familiare. Il primo progetto di sostegno alle famiglie, sempre con la cooperativa Sarpuno nel 93, quando lanciamo ai comuni questa sfida: noi vogliamo creare un progetto di intervento a favore delle famiglie, personalizzato, di rapporto 1 a 1. Stiamo parlando del 93, quando i manicomi erano aperti, e noi siamo riusciti attraverso questo progetto a sostenere le famiglie, le persone in un rapporto di 1 a 1, perché le storie sono storie singole, perché le persone hanno diritto a percorsi individuali di ripresa. E poi il lavoro per la costruzione dei servizi, per i progetti obiettivo, salute mentale, la petizione popolare in Sardegna, la petizione popolare negli anni dei manicomi aperti, che hanno raccolto in Sardegna 12.000 firme, non 2, 12.000 firme, con la quale si chiedeva con forza alla Regione di programmare gli interventi per la salute mentale, di disegnare i servizi territoriali per la salute mentale. Quindi un'infinità di interventi, di cose. Cosa resta da fare? Quindi oggi parleremo di ognuno di noi, racconterà di che cosa si è fatto, ma di cosa resta da fare. Quindi si parlerà di buone pratiche, di cose importanti fatte in piccoli territori che hanno, che hanno segnato proprio la storia anche della nostra regione. Però c'è ancora tanto da fare, c'è un'infinità di cose da fare. L'unica cosa che non dobbiamo fare è pensare a nuove leggi. Quelle non ci servono, ce le abbiamo tutte. Cioè il sistema normativo è al completo, abbiamo tutte le norme, tutte le leggi, tutti i regolamenti che ci dicono che cosa si deve fare per affrontare la complessità del mondo della salute mentale. Quindi le norme ci dicono quello che si deve fare, e le esperienze, le nostre, quelle di tanti altri, ci fanno capire che è possibile andare in quella determinata direzione per offrire speranza, opportunità e diritto alla guarigione delle persone. Noi pensiamo che si possa
lavorare per evitare che le persone perdano il controllo di loro stessi e si può lavorare per permettere alle persone di riconquistare fiducia e costruire percorsi altri di ripresa. Quindi questa giornata di oggi vuole, come dire, segnare questi passi, vuole tracciare proprio delle direzioni chiare da indicare non solo ai rappresentanti istituzionali, a chi ha una responsabilità istituzionale, ma da inviare a noi stessi, a noi, perché siamo noi le prime persone che devono dimostrare attraverso la propria azione concreta, attraverso la coerenza della propria azione, che cambiare è possibile, che insieme possiamo disegnare una società giusta e solidale. E quindi vi ringrazio chiaramente per esserci e vi ringrazio per aver accompagnato l'ASARP, il movimento delle organizzazioni dei familiari delle persone in tutto questo tempo e per essere con noi nell'impegno e nella lotta. Grazie. Grazie Gisella Trincas.